Buonasera. Come al solito i cittadini sono messi nella condizione di non capirci nulla delle scelte o delle non scelte della politica. La questione dell'ospedale civile di Pordenone ne è una dimostrazione classica. La storia a brevi cenni è questa. La passata giunta Illy, vista la condizione ormai fatiscente del Santa Maria degli Angeli, era arrivata la determinazione di ristrutturare, praticamente di rinnovare in toto l'attuale nosocomio di via Montereale. Il progetto è costato 4 milioni di euro e i lavori veri e propri sarebbero dovuti partire all'inizio del 2009. Poi però tutto cambia alle elezioni di aprile, vince Tondo e così tutto è tornato in alto mare. L'idea della nuova giunta Tondo è di stracciare il progetto di Illy e quindi gettare dalla finestra 4 milioni già spesi e costruirne uno totalmente nuovo. E qui inizia il solito teatrino che spesso imbroglia il cittadino. Il sindaco Moldonello, a suo tempo favorevole alla scelta di Illy, dice che i finanziamenti per ristrutturare l'attuale ospedale non c'erano già con Illy. È allarmato perché teme che il CRO di Aviano con Tondo venga ridimensionato con il pericolo di chiusura dell'attività clinica e assieme all'assessore Zanolin teme anche che la nuova giunta stoppi il progetto della cittadella della salute. Il Partito Democratico risponde che i soldi per il progetto di Illy sull'ospedale c'erano tutti, in quanto il bilancio 2008 della Regione autorizzava la giunta a stipulare un contratto di leasing per far fronte alla spesa. Il presidente Tondo, l'assessore alla sanità Kosic, De Anna e Gottardo dicono che il CRO invece non subirà ridimensionamenti, che la cittadella della salute si farà, che l'ospedale di Pordenone si farà in commina con il Financial Project e Tondo già mette le mani avanti e dice che il nuovo ospedale roncherà i tempi di almeno 3 anni e sappiamo che i tempi dei politici si raddoppiano in genere. Questa è la classica situazione in cui i cittadini si sentono presi per i fondelli. Ti mandano da Erode a Pilato e così il cittadino si trova nella condizione di non capirci un fico secco. Questa è vecchia politica che non serve al cittadino ma solo al teatrino parolaio dei partiti. La salute è un argomento troppo serio per miserabili giochi di potere politici. Questa scelta peserà sul nostro presente e sul nostro futuro molto profondamente, per cui servirebbe da parte di tutti la massima chiarezza. Invece a me pare che si stia creando la stessa situazione che abbiamo visto sul nuovo carcere, che doveva sorgere a Pordenone. Ve lo ricordate? Sappiamo tutti com'è andata. Il carcere non è stato fatto e oggi pare che non si farà. E se si farà, non si farà a Pordenone. Un altro esempio di cattiva politica sta avvenendo a San Vito. Qui sono 30 anni che discutono di costruire una circonvallazione per liberare il traffico pesante dal centro cittadino. L'attuale tracciato scelto da Regione, Provincia e Comune di San Vito passa al centro di una popolosa frazione sanvitese, Prodolone. Il percorso di circa 5.500 metri è composto da un viadotto di circa 1 chilometro, da 2 soprapassi e da 5 rotonde, con un costo finale stimato che si aggirerebbe dai 30 ai 35 milioni, di cui finanziati 21, perché i costi sono da molto tempo fa. Non vi sembra che tutto ciò una pazzia? Ma il progetto ha un altro difetto che ritengo peggiore. Non risolve il problema del traffico pesante del Sanvitese. Questo viene solo spostato dal capoluogo mandamentale ai comuni limitrofi. Ora la Regione, per bocca dell'assessore Riccardi, ha dato un ultimato al comune di San Vito affinché risolva entro il 31 dicembre tutti i contenziosi in corso. Si attendono delle sentenze su delle denunce di un comitato sorto in città che è contrario a questo tracciato. Si badi bene, questo comitato, che si chiama dei San Carlis, non è contrario alla costruzione di una nuova strada che risolva una volta per tutte questo annoso problema. Si sta battendo affinché Regione, Province e Comuni ritornino al trattato originario che inopinatamente tanti anni fa era stato abbandonato. Si sviluppava a sud di San Vito, lungo il tagliamento, e convogliava il traffico pesante della zona industriale Ponte Rosso all'autostrada in zone senza centri abitati. L'ultimatum di Riccardi è solo una prova muscolare che non giova a nessuno, visto che le cause pendenti aspettano delle sentenze che hanno una tempistica che non è ovviamente di competenza del Comune di San Vito. Forse questo modo di governare è nel DNA di questo centrodestra che anche a livello nazionale governa con i diktat, senza dialogare, anzi cercando spesso la rissa. Vedi il decreto Gelmini e i ricatti del governo ai lavoratori e all'Italia perché accettino le cause capestro della CAI. Così non va bene. Arrivederci a mercoledì prossimo.